Il capo del mondo perché? Perché è un modo di dire qui in Sicilia quando qualcuno si erge a dominare quello che è in questo caso l'ambiente in cui vive, quando diventa così importante magari pensa di essere il capo non solo della sua regione, della sua nazione, ma addirittura di tutto il mondo e in generale della società. Ho voluto raccontare in questo film quelle che sono in realtà le difficoltà per un artista che vive in Sicilia di poter esprimere liberamente o completamente quello che è il suo messaggio, il suo pensiero, le sue emozioni, in una terra in cui purtroppo ancora oggi molto spesso chi non è onesto viene rispettato, chi non è sensibile ottiene quello che vuole, chi magari non ha delle grandi doti viene favorito. Tutto questo però non mi ha scoraggiato, e siamo qui infatti a parlare di un mio nuovo film, perché la voglia di sognare che ho sempre avuto è più forte di ogni impedimento. E quindi con questo spirito ho deciso di parlare di temi forti come quello che può essere la mafia o la criminalità organizzata in generale.